Apertura di questo problema legato al sottopasso e non solo. Però prima di andare a parlare del discorso relativo alla sicurezza a Udine, facciamo un punto per quanto riguarda questi passaggi tra provincia e regione. Lei sa che il cronista ha lo sgradito compito di andare in giro per il territorio. Se poi questo cronista è anche uno a cui il voyeurismo non si addice, quando magari senza, diciamo così, in borghese, sta degustando un caffè, legge il giornale e ha la fortuna di incrociare anche dei tecnici di FVG Strade che tra loro parlano, automaticamente, come si dice, l'orecchio salta e va ad ascoltare e percepire i malumori in particolare. Dopo un mese neanche già si comincia a materializzare quello che già lei aveva detto anche attraverso questa rete televisiva? Certo, immagino che i cittadini si siano accorti proprio in questi giorni che l'erba sul ciglio delle strade ormai ex provinciali è molto alta, a segno che la manutenzione non sta venendo svolta, con pericolo anche di incidenti presso le intersezioni, tant'è che nei comuni qualcuno si è già attivato e sta facendo i lavori che il problema ormai è evidente qual è, non si capisce se debbano essere fatti da FVG Strade o dal personale che è transitato alla regione in attesa di essere poi trasferito a FVG Strade. Siamo in una fase di impasse che anche il presidente Fontanini aveva paventato ormai molti mesi addietro, chiedendo più tempo per concordare i piani di subentro. La giunta Serracchiani con l'assessore Pannontin ha avuto una grossa premura di fare questi subentri, tant'è che quello che noi avevamo anche denunciato qui, che si rischiava di non capire chi faceva cosa, si è puntualmente concretizzato. Sembrerebbe che il personale della provincia sia attualmente ancora senza contratto, perché proprio non si sa se debba restare in carico alla regione, chi debba passare all'incarico alle unioni territoriali e chi andare a FVG Strade. Il risultato è che, come al solito, paga pantalone e il disservizio è sotto gli occhi di tutti. Anche perché si parla che mancano attrezzature, questo è almeno quello che sono riuscito a percepire questa mattina. Fino a quando addirittura qualcuno dice che deve portarsi la roba da casa per poter tagliare l'erba. Intanto che c'era la provincia, l'attrezzatura c'era perché era ben distribuita sul territorio. Avendo fatto questo spezzatino, è chiaro che chi è stato più fortunato si è preso i pezzi migliori nuovi, gli altri, probabilmente che le zone più periferiche, hanno il minor personale, minori dotazioni. Come al solito, questo è il risultato delle riforme fatte alla cieca. Senta, possiamo dire quanti chilometri di strade la provincia ha ceduto alla regione? Adesso sinceramente mi prendo un attimo impreparato. Un migliaio, insomma? Sì, più di un migliaio sicuramente. Insomma, bisogna calcolare che bisogna partire da Belvedere di Aquileia per arrivare a Tarvisio, a Tarvisio e d'altra parte fino a Fornea Voltri, quindi sono anche una situazione in cui di gestione di strade montane che ha un onere molto pesante, quindi io mi chiedo se chi ha fatto questi piani questa parte l'abbia effettivamente pesata. Forse magari bisognava fare le cose un po' più gradualmente. No? Sicuramente, che era quello che avevamo chiesto noi. Ma ogni tanto si sa che si fa fatica a capire, no? Il proverbio dice che la gatta frettolosa ha fatto i gattini ciechi. Certo, no? questo succede ogni tanto. Senta un po' invece, torniamo a Udine e parliamo di sicurezza. La copertina ha parlato chiaro, si chiuderà da domani sera il sottopasso pedonale che collega Via della Cernaia a Viale Europa Unita, sotto la ferrovia, diciamo così, dal tramonto all'alba. Le ferrovie dello Stato sembra il titolo di un film. Hanno trovato, come si dice, una soluzione tampone. Sono lavate le mani, però anche qui mi pare che ci sia più di 2 anni che qualcuno segnalava questa situazione di potenziale pericolo, di necessità di adeguamento delle strutture. Fino adesso nessuno ha fatto finta di vedere la cosa, non se ne è preoccupato, e come succede ormai ultimamente siamo noi cittadini normali che dobbiamo adeguarci ai disservizi causati da anche situazioni pervenute di recente. Anche ma la cosa assurda è che non si riesce a mettere 2 lampadine sotto il sottopasso e non si riesce a posizionare
2 telecamere di videosorveglianza. Questo credo che sia un fatto di volontà politica, perché la giunta Onsel si è sempre distinta per negare questi interventi, perché li ha sempre marcati come di origine o comunque di bollino leghista, no? Quindi lui voleva dimostrare che si poteva fare benissimo senza. La cosa preoccupante invece è il segnale che stiamo dando ai cittadini, dove gli stiamo imponendo di modificare i loro stili di vita in base a emergenze che sopravvengono. Quindi il segnale negativo è che la classe dirigente non riesce a garantire gli standard di vita, gli standard quotidiani che si sono sempre stati fatti ai cittadini. Questo è un segnale, secondo me, molto negativo e molto allarmante, che va fermato. Va fermato in una sola maniera, cambiando questa classe dirigente con un modello diverso. Ma poi vi bocciano il referendum e non riuscite a farlo. Non bisogna fare un passo ulteriore, che è quello che abbiamo indicato noi, che è quello di una formazione di un quarto polo politico qui in Regione formato da forze autonomiste. Ma solo autonomiste o anche di esterna, diciamo così, di derivazione esterna, che però sono sul territorio ma non sono convinti di essere a loro volta autonomisti e via dicendo? I minestroni, chi ha confusione di idee porta solo ulteriore confusione, quindi dobbiamo fare un'aggregazione di chi ha idee chiare, di chi vuole rispondere prioritariamente al territorio. Non bisogna dire che si lasciano in parte le ideologie per poi farle rientrare dalla finestra, si lavora per il territorio, punto e basta. Chi ha chiaro questa cosa, chi ha chiaro che cos'è l'identità friulana, si lavora con lui. Il resto è una riproposizione delle confusioni che riportano ai dati negativi odierni. Bene, grazie a Federico Simeoni per la sua partecipazione.